Maurizio Costanzo. Vostra eccellenza, 1, Rai 1, 2, Rai 2 sopra il 6, Italia 1, la 7, 7 sotto il 4, Emilio Fede. Le veline, le letterine, le passaparoline, lo pareo, il 40, il giro, le P30, la notte è blu, il cielo è blu, le auto blu, i telefoni blu, i video blu, con gli occhi blu, le bolle blu, che vuoi di più? E mi consenta Telepiù, Stream TV, Pay TV, I love you. La testa grande, il maschio forte dei Filippi Deusani e buffoni di corte, le facce a pagamento, quanti artisti di talento. Vostra mutanda, mon amour. I 5 sipole, pannella, D'Alema, Box, Spini e Mastella, Zoppo, Rutelli, Colline, Picciotti e porta a porta, Vespa, Andreotti, Pippo Baudo. Bombe intelligenti, scoop sulla crime e parenti, guerre in nome di Dio, senza doppi e passamoranni. La TV delle illusioni, le domande da 1 milione, mentre il popolo si gratta, per pagare c'ho la carta, vieni, chiama, godi e chatta. Mentre vedo tanta gente che non c'ha l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sei, ci giurerei sei meglio tu, non te ne che più, è meglio, sei meglio, che bella tu. Buonasera a Principe e Socio M. Allora, voi sapevate che all'interno del Maschio Angioino si fa musica? Sapevate? No? Secondo voi perché uno si chiama principe nella vita? Perché dipende, insomma, uno è di discendenze nobili o qualcuno è più fortunato, o qualcuno è nobile dentro o qualcun altro abita nel castello. Io nell'ultimo caso, insomma, mi porto questo nome da piccolino perché abita al Maschio Angioino. È vero, lui abita proprio all'interno del Maschio Angioino. Un giorno ha conosciuto questo tipetto troppo simpatico, Socio M, si sono messi insieme, hanno deciso di fare musica. Musicalmente. Musicalmente sono messi insieme, ci mancherebbe altro. Diamo i puntini sulle Poi tra l'altro l'argomento della puntata è matrimonio e convivenza, quindi stiamoci attenti. Tu sei a favore del matrimonio e della convivenza? Convivenza con opzione. Ah, c'è anche l'opzione. Vuoi anche l'aiutino? Vuoi anche l'aiutino? Al limite. Al limite. Principe? Io sono Fai un harem. sono per i rapporti d'amore, non sono per la convivenza. Ma che né bellezza, per... ragazzi. Bravo! Ragazzi, ma Principe direi che è un poeta. No, allora, a causa insomma di questo mio pensiero sto sempre da solo. esatto. Allora, cosa vuole in pentola per Principe Socio M? Bolle in pentola che stiamo finendo l'album, siamo su questo ponte tra Roma e Milano più il castello dove registriamo, stiamo facendo varie collaborazioni. Una vitaccia praticamente. Una vitaccissima. Poi a parte questo volevamo ringraziare, senza spiegare nemmeno il motivo, ovunque andremo lo faremo
per i nostri giorni a seguire, Edoardo De Crescenzo, il cantante Edoardo De Crescenzo. Lui sa perché, noi sappiamo perché. Allora speriamo che Edoardo ci stia guardando in questo momento e così magari viene anche ospite a Showtime e poi riprenderemo questo discorso, non è come un po' il passaggio del testimone, per cui riprenderemo poi questo discorso con lui. Concerti live, perché questi ragazzi vogliono Concerti live, venire abbiamo appena finito un mini tour estivo con questa Non te regge più, che sono quelle canzoncine che a noi piace tanto fare, ma altro omaggio a? omaggio a Rino Gaetano. Certamente, un grandissimo, Tra l'altro, Allora, chiudiamo l'intervento con Principe Socio M. Voglio assolutamente dire una cosa: quando un artista è artista ed è grande, faccio un nome su tutti, Lucio Battisti, che continua ancora a vendere dischi e continua ancora a essere suonato dappertutto, perché Lucio è nel cuore di ognuno di noi, e la stessa cosa è successa a un grande come Rino Gaetano, in testa a tutte le classifiche ancora oggi. Grazie Principe e Socio M. Allora, mi rendo conto che il castello è più bello, ma questa potrebbe, se volete, essere la vostra seconda casa. Va bene. Grazie, grazie. E allora Federico,